Scusate del problema tecnico corso la nostra telecamera, siamo andati offline sul 12.8, ritorniamo sul 21.17 per il Visano, dopo aver visto delle buone azioni di gioco e un po' di difficoltà del Balakla nel rispondere agli attacchi del Visano, soprattutto per il fatto che la battuta del Balakla è abbastanza un po' scialba, un po' povera e viene sempre spesso preda dei difensori del Visano che possono ricostruire facilmente. Ora il Visano in battuta con la numero 16, la numero 15. Alexo Bartoli con il suo tocco recupera la Balakla, attacco dalla banda di Thomas Godi, numero 16, 22-18, si riavvicina il Balakla. Nel momento non collegato il Balakla ha avuto un mini break di vantaggio grazie all'ingresso di Alessandro Tanzi che con la battuta al salto è riuscito a portare appunto un mini break ed è per quello che ha recuperato un po' di distacco quando poco fa si mantenevano sui 5 punti di distacco. Caro Michele, ci sono anch'io. Con noi, benissimo. Ci sono anch'io. Ben arrivato. Abbiamo ricongiunto la coppia. Mamma mia che partita ragazzi, che partita, che livello. Tornato con noi David dopo aver giocato la finale terzo e quarto che l'ha visto anche protagonista e vincente, buon per lui. Grazie. Abbiamo fatto il nostro meglio, dai. Un'ottima prestazione. Abbiamo già raccontato all'inizio insomma come si sviluppa la Top League, le regioni coinvolte, quindi in questo evento di sport è molto importante. Sei bravissimo. So che ero in ottime mani. E quindi abbiamo un po' spiegato come funziona anche questa manifestazione di volley amatoriale. Quindi Dave mi affiancherà poi nella descrizione tecnica di questa partita, appena riuscirà a infilarsi anche lui il suo microfono, non dove lo dite voi. In questo momento il Balakla sta cercando di ricoprire e porta attenzione, non mollano sul 19-22 con un'ottima 19-23 con un'ottima. Eri emozionato dal mio arrivo e ho dimenticato un punto. No, ma ho notato una bellissima diagonale stretta di Alessandro Tanzi che pur avendo... Il nostro Tanzi, lo sai la chicca? Dai, io arrivo per le chicche. Il nostro Tanzi è un ex giocatore di Serie B. Ma io dicevo, malgrado qualche capello bianco e qualcuno che non c'è, ho detto noi confidiamo nella sua tecnica e infatti ce l'ha mostrata poco fa. Mentre Bartoli io l'ho vista fuori. Questo non l'ho vista mai. Io l'ho vista fuori. Però Dave, abbiamo ben 4 giudici in linea. Ci affidiamo a loro, giusto così. Un meglio. Però siamo sul set point per il Visano in questo momento che si porta in battuta con Matteo Fava. Matteo Fava in battuta, vediamo come risponderà. Il Balakla ha un'ottima ricezione, però una pessima battuta. Palleggiatrice astuta. Dai. Brava. Buon recupero, vediamo come si comporta con una pipe sui generis. Giuseppe, niente, è salvato anche Giuseppe ed entra in azione. Caro Michele, ancora dall'attacco della seconda linea. Vediamo se Alessandro viene e usa la sua tecnica, non riesce a superare il muro di Christian, che riprende e invece mette 7 Visano. Il primo 7 per il Visano. Il tipo del Visano incredibile. È rumoroso anche. È rumoroso e travolgente. Direi che ci siamo, sembra che sia tutto a posto. Siamo del 25-19, ti prego di molto bene, concludiamo il set. Memorizzare il dispositivo. Ora, noi abbiamo raccontato, spero che abbiate sentito la nostra come dire, presentazione, omelia, commemorazione, commento di Prefabbricati Zanone e di Grosselle Scagli Ricicli, che sono due dei main sponsor che ci hanno permesso di far svolgere questa giornata spettacolare di sport, a cui aggiungiamo anche Gallinaro Coperture. Assolutamente. Gallinaro Coperture che con i due precedenti formano una triade, una forza di costruzione che, ragazzi, ce n'è. Se avete bisogno di qualcosa, qua abbiamo tutto. Se volete costruirvi un vostro palazzetto dello sport in giardino, perché no? Chiamate. Se avete diversi metri quadri, chiamate Grasselle che vi fa lo scavo, Prefabbricati Zanon che vi fa
prefabbricati e il caro Gallinaro vi copre, vi isola le coperture e voi giocate tutte le volte che volete. Esatto. Certo, dovete rinunciare a circa 600 metri quadri di giardino, ma al giorno d'oggi E a qualche migliaia di euro molto probabilmente, però sicuramente è un ottimo investimento. Sono delle aziende estremamente serie che mi permetto anch'io di ringraziare in maniera particolarmente calorosa, perché hanno reso possibile attraverso la loro collaborazione e il loro intervento questa splendida splendida Final Four che è iniziata ieri con 2 gare intense, anche se con risultato netto ai noi del Phoenix, ma è giusto così. La pallavolo è anche meritevole e meritocrazia pura, per cui Visano si è meritato assolutamente, come si è meritata Balaclà. Vorrei suggerirvi però, visto che il Phoenix ha una tradizione di risorgimento dalle proprie ceneri e voi non riuscite a risorgere, non so, cambiate nome? Assolutamente, quello mai. La Fenice risorge sempre. Quest'anno mi permetto di dire che siamo cresciuti notevolmente sotto molti aspetti, grazie a Coach Magro, grazie ovviamente a tutto il collettivo. E insomma adesso si è finale di stagione, quindi chissà come andrà. Noi ce la metteremo come sempre tutta, per cui io ovviamente scherzavo, caro Dave. Il mio ruolo è questo. Passano gli anni, ma sei il solito burlone, non cambia. Esattamente. Dicono che con l'età uno inacidisca. Ah no, qualche volta è così, è no? vero, però qualche volta ho imparato che se si dà qualche leggera minore importanza alle cose, se si fanno un po' scivolare, qualche volta si vive anche un po' meglio. Per esempio, vorrei ricordate qualche guerra che c'è in giro per il mondo per carità di Dio, no. Quindi insomma, solo cose un po' positive, scivolare le cose addosso. Esatto. Un altro sponsor, mentre aspettiamo che i giocatori abbiano voglia di riprendere la partita, non lo so, quello dipende dagli arbitri, Michele. Calcolano il tempo, c'è un cambio campo. Gli arbitri sono anziani, effettivamente. Un altro sponsor importante che è intervenuto a sostegno è Ellie Frost di Onara, azienda di surgelati specializzata nel settore Horeca, che tu adesso Horeca mi vieni a spiegare esattamente che cosa. Ma no, assolutamente no, lasciamo i nostri. Ho provato a interrogarlo, ma non lo sa, ti darò un 4 in pagella. Horeca è ristorazione con un punto vendita anche al pubblico a Donara di Tombolo. Ellie Frost, ve lo raccomandiamo come nostro sponsor. Sì, stiamo poi rientrando in campo. Rientriamo in campo, quindi rammentiamo dopo il successivo. Tu che sei sponsor. più preparato di me, se stetti identici mi sembra di capire, ho visto il finale di questo set. Vedo le stesse facce e gli stessi numeri in campo. Sì, Vedo Bartoli, vedo Matteo. Bartoli e Vigaglio, ragazzi, sono 2 giocatori incredibili, ma devo dire che anche il nostro numero 5 Fava, Matteo, tanta roba, ragazzi, ha una salto float che è bellissima, ieri ci ha massacrato. Mentre ho notato che Alessandro Tanzi è rimasto in campo, non era partito nel primo. Ah no, si accomoda in panchina. Il Tanzi ha una qualità, nella pallavolo si chiama flow, no? Quando uno entra in flow diventa inarrestabile ed è effettivamente il giocatore che quando entra nel flusso. Nel frattempo la parte di Frino è velenosa. Io ci terrei, non so se tu l'abbia già detto, magari ci ripetiamo, ma è una menzione d'onore. Abbiamo in campo il numero 12 del Balaclà, che è la nostra Beans, ovvero Barbara Fagioli. Ex giocatrice di Serie A. Di Serie A, Barbara Fagioli ha trascorso in Serie A1, Serie 2 con diverse squadre, ha vinto anche una Supercoppa italiana, oltre a una Coppa di Davis, ma quella diciamo che è un altro sport. E quindi è un personaggio incredibile, perché oltre alla pallavolo, perché chiaramente per merito inevitabilmente sono arrivato a quei livelli lì, vuol dire che c'è del talento incredibile, della dedizione, e allo stesso tempo però è una onorevole laureata in legge. È una persona incredibile, ok? E che regge un po', sai che ne abbiamo già parlato negli anni scorsi, ma perché magari ascolta la prima volta, queste realtà sono spesso rette da dei personaggi, no? Che si prendono la briga di fare, organizzare, gestire il tutto, e Barbara per quanto riguarda River Balaclà è sicuramente il punto di riferimento. Nel frattempo siamo 2 pari e non stiamo segnando, purtroppo, Michele, siamo un po'. Siamo 2-0. Siamo 2-0, scusate per la digressione. Ottimo il muro di Bartoli, un tentativo di attacco. È 2-1 per Balaclà, per la precisione. Sì. Noi ci perdiamo in chiacchiere, esatto. Ci facciamo gli affari nostri e poi c'è una finale che si deve giocare. Dai, su via. Il Visano in battuta con la numero 18, Giulia Andrea. Battuta abbastanza classica, la ricezione del Balaclà è sempre buona. Thomas è caldo, ragazzi, Thomas è caldo sulla 3-1. Reazione Balaclà, vediamo Visano come imposta la situazione, perché
il Balaclà dovrebbe spingere un po' in battuta, se sei in grado di farlo. Vediamo. Che il mondo del misto è magico. Noi abbiamo, dovrebbe essere, e qui lo dico e qui lo nego, terreno di conquista del settore farmaceutico, perché ci sono tanti di quei dolori, tanti di quei, ecco, chiamavi la battuta, è arrivata la battuta, è arrivato lei. 4-1 Balaclà. Dave, ho qualche pallone, l'ho giocato anch'io, mi è sembrata più una cavolata del ricettore che una forzatura della Ma sai che il merito sta un po' da sì, vabbè, parti, diciamo no? così, tu sei sempre molto democristiano. Non proprio, dai. Concentrazione in battuta 16 del Balaclà. Thomas Rodi. Tanto di Matteo. Fava. Viene fischiato un'invasione. Sì, invasione a rete. Un'invasione. Frino prova ad andare a mangiare, a occupare spazio, ma Gabriele Frino e anche Magretto, ma deve aver toccato con qualcosa il naso, il ciuffo. In battuta Bertoli. attenzione Bartoli, il servizio pesantissimo ragazzi, scappa fuori. 5-2. Ancora il Balaclà in battuta con Frino. Gabriele Vediamo la flotte di Frino che se passa a filo nastro è molto velenosa. Vediamo. Lunga, un po' lunga, Galio un po' risponde anche. Bartoli senza muro, Bartoli gioca di esperienza, è arrivato lungo e ha cercato l'angolino. 5-3 con un tocco non pulitissimo tra l'altro di mano, comunque ma esperienza questa, certo. Centrare l'angolino con un tocco non pulito o è fortuna. Michele, io ti abbandono un attimino, ho un paio di cose organizzative da gestire, anche di natura personale. Esatto, lo so che sta arrivando la mia mamma. Lo sappiamo che devi andare in bagno. No, non devo andare in bagno. Arrivo a breve, Prego. ti lascio lo Ci vediamo tra poco, Davide, continuiamo con la nostra diretta con il Vigaglio che mette a terra una bellissima diagonale stretta per il Visano, accorciando le distanze e portandosi sul 4-5. Ringraziamo Dave per la compagnia che ci ha tenuto fino adesso, ritornerà tra poco appena sistema le sue cose. Rientra la palla in campo con appunto il Balaclà che è al momento avanti 5-4, scusate. Ancora battuta di Matteo, Visano, il Balaclà che riceve bene e la palla di Tanzi finisce fuori con una smanacciata che ha lasciato le unghie e anche le nocche attaccate al pallone. 5 pari, si riavvicina e pareggia il Visano, mini break conquistato, ancora Matteo del Visano in battuta. Palla flot, buona ricezione, vediamo come viene giocata, ancora a terra, Tanzi, Alessandro, ha un'età ma la mano la sa usare ancora, 6-5 per il Balaclà. In battuta Fagioli ed ecco Vigalio, attacco, palla toccata da Frino, sì, toccata da Frino con la nuca, con la schiena, 6 pari. In battuta la set del Visano, Roberta Galuppini, concentrazione. Battuta abbastanza semplice, una ricezione buona, la Barbara Fagioli che batte e questa volta Alessandro Tanzi viene murato molto bene da Cristian Vigalio che adesso chiama l'intervento del Pulisci Parquet che notoriamente viene anche chiamato un time out da parte del Balaclà. Continuando con i nostri amici sponsor, scusate ragazzi ma sono negoziamenti che devono essere fatti. Vogliamo ricordare il punto vendita Pushmore a Padova. Pushmore è un'azienda di integrazioni di integratori premium 100% made in Italy con sede principale a Padova ma con negozi a Rosà, Ponte San Nicolò, Mestre e Jesolo. Ogni prodotto Pushmore si distingue per la formulazione efficace basata sulle ultime ricerche scientifiche, materie prime di altissima qualità e processi di produzione decisamente controllati.
I ragazzi di Push More offrono inoltre un servizio di consulenza gratuita e personalizzata sull'integrazione tramite i loro esperti, basandosi sullo stile di vita, sport e obiettivi specifici di ogni cliente. Push More, i vostri integratori. Riparte la partita con una pipe del nostro Thomas Godi che porta la partita sul 7 pari. In battuta Alessandro Tanzi, battuta salto facilmente ricevuta con una palla fuori la palla del secondo tocco di Michela Squizzato del Visano, si porta il Balaclà sull'8-7. Ancora Alessandro Tanzi, battuta salta, viene tenuta ma non proprio bene, anche questo attacco per il palleggio di seconda era un po' squallido, mentre l'attacco dall'opposta della zona 2 di Tom va a terra, Thomas Godi sull'angolino e porta sul 9-7 il Balaclà che cerca di recuperare dal set precedente che lo ha visto soccombere per 25-19. Ancora Alessandro Tanzi in battuta, ancora al salto, vediamo se tira in piazza, tira, viene tenuta ma non ricevuta, attacco di Christian, viene difeso bene, palla per Tom, ancora Christian e viene murato sempre da Tom, è una lotta tra Christian e Tom, Tommaso Godi che in questo momento vede il vincitore Tommaso Godi e porta a 10-7 il punteggio per il Balaclà. Ancora Alessandro Tanzi con un break di 3 punti. Ancora battuta al salto, ben tenuta questa volta, attacco di Giuseppe, toccato e tenuto da Thomas, ancora Giuseppe Thomas, ancora Muro. Vediamo se cambio, attacco dalla seconda linea di 2 di Bartoli e palla a terra, intanto bisogna cambiare mano, porta 8 il Visano e va in battuta con Michela Squizzato. Brutta ricezione per il Balaclà, attacco di Alessandro dalla seconda linea, un po' forzato devo dire, e si prende giustamente un muro in faccia e porta il Visano a un punto dal Balaclà. Ancora da Michela Squizzato, battuta semplice, buona la ricezione da Fagioli e ancora un muraccio di Bartoli su Thomas Godi, pareggio, 10 pari. Era Squizzato in battuta, ricezione buona, palleggio della Barbara Fagioli, attacco di Alessandro dall'opposto 2 ed è punto 11-10 Balaclà. Abbiamo la musica, ma adesso abbiamo in battuta Alessia Testa, recezione del Visano, attacco da Christian dalla zona 2, palla toccata, 11 pari. Un po' più equilibrato questo set rispetto al precedente. In battuta Christian Vigalio. Brutta la ricezione del Balaclà che appoggia, è costretto ad appoggiare una free ball ed ecco Matteo che cerca di mettere la pallotella, viene salvata, attacco della seconda, tocco in difesa, attacco di Frino, tocco in difesa della giocatrice Roberta Galuppini che consegna il punto numero 12 al Balaclà.
in battuta la numero 4 Sara Cavallaro, ricezione di Christian, alzata per Matteo, palla sul lungolinea e palla a terra, 12 pari. La palla si avvicina adesso al battitore del Pisano, Giulia Andreani. Ricezione perfetta, della Fagioli con un attacco bello di Frino con una diagonale recuperata in stretta. 13-12 per il Balaclà. Sposa Unica è il nostro prossimo sponsor, quindi pensateci bene, amici, se dovete sposarvi, Sposa Unica. Battuta del numero 16. Mascodi, punto per il Pisano, pareggio 13 pari. In battuta Bartoli, Raffaele Bartoli. Vediamo se forza la battuta, sarebbe il momento. Sul 13 pari bisogna portarsi un po' avanti, ma la battuta viene molto ben ricevuta. Attacco di Frino, non proprio. Mentre Matteo Fava mette palla a terra per il Pisano, che mette avanti, come dice Allegri, un muso corto e si porta avanti di un punto per 14-13. Corto muso, e intanto ha recuperato il distacco che aveva inizio set. Ancora Bartoli in battuta, ancora forza e palla ancora a terra, tradita un po' dal nastro. 15-13 per il Pisano. Sempre Bartoli in battuta. Vediamo come rispondere Balaclà. Vediamo se Bartoli forza ancora, sempre al salto. Forza, ma questa volta non passa. Non passa Bartoli. 14° punto per il Balaclà, ma intanto però abbiamo invertito la tendenza. Adesso è il Balaclà a rincorrere e infatti l'allenatore opta per un doppio cambio per poter gestire i muri, mentre prima era il Pisano che era costretto a rincorrere. Vediamo se durerà questa situazione. La battuta finisce direttamente in rete, la battuta di Elisa Viaroli. Scusate, regalando il 16° punto al Pisano, cosa che non era proprio il caso di fare, in battuta invece va Matteo Fava. E la palla finisce fuori, ottima lettura della giocatrice Elisa Viaroli, che poco fa invece ha sbagliato la battuta, si è rifatta riportando a 15 il Balaclà e porta in battuta Barbara Fagioli. Battuta un po' troppo semplice, attacco di Bartoli dalla seconda linea, ben difesa, vediamo Alessandro ha forse richiesto troppo alla sua tecnica o forse alla sua età, ma diciamo che cicca la palla che va direttamente sulla rete. Palla ciccata, palla regalata, 17-15 per il Pisano, che porta in battuta la numero 7 Roberta Galuppini. Attacco salvato a palla a terra, attacco di Andrea Sarubbi, mette palla a terra per il Balaclà che si porta 16-17. Entra il libero del Pisano. Alessandro, ancora vediamo se anche lui forza in battuta, forza, viene ricevuta malissimo dalla Roberta Galuppini e i punti tornano in parità.
Ricordiamo, siamo nel secondo set della finale della Top League di volley amatoriale, che racchiude i migliori team nazionali di tutta Italia della volley amatoriale misto. Si affrontano il Visano Brescia contro il Balaclà Piacenza. Decisione un po' lunga che lascia spazio al Thomas Godi di poter attaccare una palla libera. Viene fischiato un'invasione, quindi il punto viene dato al Visano. Ah no, scusate. Viene fischiata. Adesso capiremo dall'arbitro che cosa vorrà fare. Intanto siamo appunto nel time out richiesto dal Visano. Sposa unica, nasce nel maggio 2018 a Padova, dopo un'avventura durata 5 anni nella splendida isola, nell'isola di Pantelleria, dove la fiera di Ghirlanda dell'azienda agricola Costa Ghirlanda, e con il suo piccolo angolo, l'officina meta gastronomica per amanti del silenzio e del tempo che non passa mai fino all'arrivo della luna. Sapori unici, come dice la parola stessa, ricerca il gusto e i profumi perduti nel tempo, quando le nonne facevano in casa quei prodotti stagionali che servivano per sfamare la famiglia, ma erano pure molto buoni. Bravi, sapori unici. E torniamo al match. Ancora Alessandro in battuta e ancora punto. Difficoltà nella ricezione della battuta di Alessandro Tanzi, e porta il 19° punto in dote al Balaclà. Per Alessandro Tanzi in battuta, che ha una serie positiva di 5 battute consecutive. E ancora questa volta viene ben ricevuta, vediamo come risponde il Visano con l'attacco di Christian, mette la palla a terra, finalmente si sblocca il Visano, si porta sotto 18-19. Ricordiamo, se volete costruirvi un palasport nel vostro giardino, di contattare Zanon Prefabbricati e ovviamente gli altri nostri amici come Grosselle Scavi e Gallinaro Coperture, per non parlare di Alma Architettura, che vi risolverà i problemi urbanistici di progettazione, direzione lavori e gestione delle imprese, che è sempre una lotta persa. Il punto è andato al Visano, che ha pareggiato quindi sul 19 pari. Andiamo in battuta il Visano con la giocatrice numero 1, la cara Michela Spizzato, che butta la palla in rete, buttando via un recupero fino a qua che aveva portato il Visano a pareggiare. Rientra in campo Frino e effettua la chiusura del doppio cambio l'allenatore del Balaclà. In battuta la nostra cara Alessia Testa. E ancora Alessia spreca un'opportunità per andare avanti, regala il punto a Visano, 20 pari. In battuta Christian Giuseppe Di Galio. Bella questa battuta, un po' flottante, comunque ben ricevuta. Attacco di Frino il secondo tempo posteriore, palla a terra, 21-20 per il Balaclà. Ottima questo schema di gioco, chiaramente agevolato dalla capacità di Barbara Fagioli di mettere la palla nelle mani di qualsiasi giocatore lei voglia. Si porta in battuta Barbara. Ah no, non è Barbara, era una Sara Cavallaro, che infatti sbaglia la battuta. 21 pari, attenzione signore e signori, amici pallavolisti, ma soprattutto amiche pallavoliste. Entriamo nella fase più calda del set. Viene chiamato un cambio per il Visano, con Giulia Andreani che esce per far posto alla giocatrice Nadia Santoro. No, alla giocatrice che non ho referto, per cui non la conosceremo mai.
fuori, e forse ci conviene anche non conoscerla, visto che è entrata, ha sbagliato la battuta, adesso esce. Quando si dice una meteora, ed è stata messa dentro per la battuta. Non ha fatto ridere, torna in battuta il Balaclà, ricezione un po' così, ancora Bartoli dall'opposto, palla dentro, ottimo attacco di Bartoli. Visano si porta su 22 pari, ultimi punti abbastanza caldi per vedere chi strapperà questo set. Caro il nostro Michele, sono tornato per la conclusione del set. Ti potevo lasciare solo? Set combattuto mi pare, no? Set combattuto, a vedere assolutamente sì. Qualche scampolo. Abbiamo Bartoli adesso che vediamo come si comporta. Ha appena piantato una granata sui 4 metri. Esatto. Abbiamo avuto un lungo... Un astro, rallenta la forza. Frino va al vantaggio. Però io vorrei sottolineare che non è tanto Frino qua, ma chi gli mette la palla in quel posto. Ragazzi, la vinse. Perché Frino può saltare dove vuole, ma lei gli mette la palla sulle mani da dietro. Decisamente. Brava Barbara. Adesso Frino è andato in battuta. Vediamo cosa sceglie. Una battuta un po' così. Viene attacco dalla parte. Vigalio! Pareggia Vigalio, 23 pari. Ottima azione. Braccione pesantissimo anche per Christian. Molto caldo quest'oggi. Cristian Giuseppe. È scritto così nel referto. Io lo chiamo Cristian Giuseppe perché mi è simpatico. Adesso abbiamo il nostro Matteo Fava, ma viene chiamata una formazione, mi sembra? Sì, molto bene. Tratta di una strategia per interrompere un po' perché hanno già usato i due time out e quindi non possono. Ho visto un filotto di battute del buon Tanzi. Sì, 5 battute di fila che hanno consentito di recuperare, andare oltre. Adesso ci troviamo naso a naso, ci vorrebbe Allegri qua, per il suo Ortomuso. Qua c'è la nostra Fava, c'è il Fava che ha una salta flot micidiale, vediamo. Ogni sport ha quello che Mira, si merita. la Vince, mamma mia, guarda l'esperienza, spinge per ultima, rigioca una free ball, Alessandro, e Tanzi cerca le mani fuori di Vigalio, le trova. Giustamente concede il punto. E set ball per il pareggio, vediamo per che il succede. pareggio del Balaclà. E chi va? In battuta ci va la Barbara Fagioli. Vediamo se riesce a essere un po' più incisiva rispetto a prima. Cerca il libero. Cerca il libro, vediamo. Apre il regolare Bartoli, su Bartoli che chiude. Avrei alzato anch'io a Bartoli in questa occasione. Palle che scottano, lì vanno dove c'è sicurezza. Entra in campo la numero 15, che non mi ritrovo a referto, caro Dave, se puoi darmi un aiuto, ma non la trovo proprio il 15 a referto. 15 a referto, effettivamente no, probabilmente hanno cambiato il numero di maglia a Luca. O è un'intrusa. No. Magari, sai, non è professionista. Siamo molto bravi con loro. L'hanno presa dalla strada. Però ne hanno preso una su No, in realtà dai, scherzi a parte, cerchiamo di essere con i controlli il più possibile. Vediamo Tanzi che fa, scaglia un pallonetto intelligentissimo e fortunoso. Cambia colpo e riporta in vantaggio, si va in vantaggio. Ricordiamo per i poco avvezzi alla pallavolo che in questo caso cosa succede? Per vincere bisogna dare uno scarto di almeno 2 punti. Quindi si va in vantaggio, come nel tennis. Puoi anche darne 4-5 se vuoi, però ne bastano 2. Esatto. Vediamo il Tanzi che fa. Bartoli la prende. Bellissimo recupero del Che Visano. tandem questi ragazzi. Splendido recupero, ottima palla. Thomas, palla che scotta. Pareggio 1-1. Balaclà. 1-1. Si prolunga la partita, Michelino. Tutto da rifare. Episodi di nervosismo nel lato del Visano con il capitano Vigalio che richiama qualche suo giusto, compagno. corretto, ma c'è tanta adrenalina, credimi, c'è tanta adrenalina, è normale, è giusto che sia così, fa parte di questo sport, fa parte del livello di questa competizione e quindi è corretto anche che alle volte ci siano dei momenti di attrito, l'importante è saperli gestire. Assolutamente. Il buon Cristian Vigalio, ricordiamo che è anche un po' oltre che essere il factotum del mondo visano volley, è anche allenatore in campo, con l'esperienza che ha di ex giocatori di Serie B, ragazzi, tanta roba. Dalle nostre parti tu Dave non sei un importato, oramai ti sei integrato, però sono 15 anni che sono importato. Esatto. Se dice faccio tutto me.
Fomi. Passo tutto mio. Passo tutto. Però queste figure ci vogliono in tutte le società perché sono la vera anima, la vera trazione, il vero trattore che in porta... particolare, come dicevamo anche prima, il volley misto è inevitabilmente Passione pura. un mondo che in questo momento, non essendo ancora strutturato a livello nazionale, e mi permetto di prenderci l'orgoglio di dirlo, ci stiamo provando a farlo. Beh, già avete raggiunto un ottimo risultato, perché ci sono numerose regioni che hanno partecipato alla manifestazione. Esatto, e il nostro auspicio è che un domani questa categoria, che di fatto lo è, perché a Novera abbiamo fatto un censimento a spanne, a Novera... Se ti interrompo, vuoi elencare le regioni che hanno partecipato, le regioni che hanno partecipato? Quest'anno hanno partecipato 6 regioni, ovviamente il Veneto come cuore pulsante e madre di organizzatore, diciamo. Esatto. Annoveriamo la Lombardia con il Visano, l'Emilia Romagna con ben 3 rappresentanti, quindi Barbaiocchi Modena, New Era Modena, campioni in carica che hanno cambiato nome quest'anno, erano Smart, ora sono diventati New Era, e chiaramente li vediamo qua in campo, Balaclà River Piacenza. Abbiamo la Toscana con il Sorgane, volley Sorgane. Il Ruini non si è presentato? Ruini ancora stenta, ma prima o poi cominceremo anche loro a partecipare. Abbiamo i palermitani di Partinico che anche quest'anno ci hanno onorato. Ho accennato anche prima, io li adoro i palermitani. Grandissimi palermitani. Ma quando vengono portano le cassate? No. Però ecco, e qui lo dico in maniera del tutto convinta, disinteressata, vengo, metà del mio sangue è siciliano, quindi gioco in casa. Noi uno degli obiettivi che abbiamo è quello di migliorare sempre, okay? Imparare dagli errori, imparare dalle cose che si possono correggere, sistemare e migliorare, e una delle cose su cui siamo già impegnati, e tutte le squadre lo sanno, è che l'anno prossimo faremo carte false per riuscire a organizzare anche un appuntamento di questa splendida manifestazione in Sicilia, anche con la collaborazione di Partinico che si è resa peraltro disponibile, ma diventa fondamentale per la conoscenza del territorio, assolutamente, degli impianti, assolutamente. Quindi obiettivo 2026-27 è quello di... Se dovete proprio andare in Sicilia a fare le finali, come tu ben sai, io mi rendo disponibile. Va bene, ok, ti troveremo qualcosa da fare. Nel frattempo ti lascio un attimo al rientro delle squadre in campo, perché io mi devo un attimo assentare. Va bene, quindi mi lasci il timone. Lascio il timone. Ok, perfetto. Va bene, dai, ci provo. Volevo ricordarti il Fionco. Beh, nel frattempo che le squadre chiaramente rientrano, racconto cosa è successo ieri sera. Ieri sera, attraverso un'altra collaborazione, quella con il ristorante Pizzeria Il Fionco, che salutiamo, di Onara di Tombolo, in provincia di Padova, e abbiamo avuto la possibilità, l'onore di organizzare anche una festa, che è tradizione del mondo WISP, organizzare all'interno di queste kermesse anche dei momenti più mondani e di divertimento per le squadre, perché in fondo parte di questo sport lo stare insieme anche al di fuori del campo. E perciò andiamo a salutare e ringraziare per il supporto che ci ha dato, e logistico e anche in termini di contributo alla realizzazione di questa manifestazione, la Pizzeria Il Fionco, che è un ristorante pizzeria vero e proprio progetto. È ancora giovane, nasce circa un anno fa, ma con l'obiettivo chiaro di portare nel territorio una realtà ricca di valori legati alla cultura del buon cibo e dell'ospitalità sincera. Il progetto viene portato avanti da un team giovane, già esperto nel settore, che lavora con passione e professionalità. Quindi un grazie ancora al Fionco, e nel frattempo si rientra in campo. Parte il Balaclà, Luce Flott, e il Bartoli mette giù la prima granata sui 5,5 metri, 6. 1-0 Visano. Equilibrio totale. Balaclà River ha preso un po' le misure a Visano. Al servizio Cristian Vigalio, vediamo cosa sceglie, se salto Flott o salto spina. Si va a salto Flott. Buona ricezione del libero. Barbara alza la solito cioccolatino per Frino in fast, che pareggia. Altro servizio Flott all'orizzonte per Balaclà. Nel frattempo è spuntato il sole, è aumentato il riflesso nello schermo. Speriamo non dia troppo fastidio. Palla alzata in banda, diagonale lunga interna, bella di Visano, il nostro Matteo Fava. Nel frattempo ci tengo a ringraziare
in diretta il nostro speaker, uno speaker di qualità, Simone Gazzoli, ma lascia il gioco e poi vi spoilerò un po' di chicche anche in quel senso. Gran primo tempo di Frino che pareggia 2 pari, perfetto equilibrio da entrambe le parti. Al servizio non si punge più, la ricezione risponde bene e quindi si crea totale equilibrio. Thomas al servizio con il numero 16. Omar Bartoli, ci prova Frino a intercettarlo sulla parallela, ma Bartoli va in mani fuori, 3-2. Dicevamo, il nostro speaker di sala è un'eccellenza nazionale, Simone Gazzoli ci ha onorato della sua presenza e della sua conduzione. Vediamo il Bartoli al servizio, prova a piantare una granata, ma gran risposta a ricezione, e il Tanzi entra parallela interna e fa 3 pari. Equilibrio totale, si risponde colpo su colpo e qui si innesca un meccanismo di tenuta psicologica e di chi ne ha di più. Frino al servizio, il suo salto flop. Hai fallo di formazione per Pisano, vantaggio Balaclava. Cristian Vigalio riceve il servizio flot, Bartoli spara fuori. Bartoli spara fuori. Doppio vantaggio Balaclava, mini break per i piacentini. E adesso la faccenda si fa interessante. Vediamo Frino se continua sulla linea. In ricezione 2 uomini per Visano, più libero. Nel frattempo vedo all'orizzonte tornare buon Michele Compagnin. Peccato, ricezione molto attaccata a rete. Il Tanzi, Bartoli ci prova. Buona difesa ma scappa fuori. Ed è triplo vantaggio Balaclava. Buon Michele. Eccomi qua. Ecco, siamo tornati e la situazione si è temporaneamente ribaltata con Balaclava che ha fatto un triplo break. Un buon servizio di Frino, cala un po' la ricezione di Visano. Dicevo, si è perso il passaggio. In questo momento la fase è chi regge di più psicologicamente. Sì, Cristian sta cominciando a rallentare in ricezione. Alza una pipe, Thomas, e questa è quasi una free ball. E Bartoli spara. Vabbè, no. Ci sta Bartoli di poco a sentire un errore visto che ha tirato la carretta fino adesso. E si corre subito ai ripari con un time out. Visano chiama perché Piacenza accenna l'allungo. Sì, perché sull'1 pari, sai, il terzo set diventa dirimente. A quel punto inizia il terzo set ha un vantaggio in più. Il terzo set che è spesso dirimente, no? Per l'andamento. Ma credo dicevamo, che difficilmente questo evento, questa Top League è sostenuta anche da Harmony Bistro. Harmony Bistro che è il completamento, la conclusione di ieri sera. Io raccontavo prima del festone che è venuto fuori ieri sera. Abbiamo prima mangiato al fianco e poi ci siamo trasferiti all'Harmony Bistro, dove attraverso il supporto anche di un DJ abbiamo fatto ballare queste mandrie assetate, di cui abbiamo visto poi la premiazione prima attraverso il drinkometro. Abbiamo costruito una manifestazione, una competizione nella competizione, e ha vinto Macerata a mani basse. Fino alle 2 del mattino sono andati avanti ininterrottamente a ballare e bere. Bravissimi, bravi ragazzi, partecipazione incredibile, bellissimo, serata bellissima. Nel frattempo vediamo Vigalio opta per Bartoli ancora fuori giri, palla fuori. Secondo errore consecutivo di Raffaele Bartoli. Hai notato, Vigalio ha fatto una scelta, stava svassoiando o tenendo abbastanza attaccata la ricezione a rete, quindi ha detto tengo alta in centro, e effettivamente la scelta non era malvagia, ma Bartoli sta cominciando a perdere un po'. Sì, questo è un errore gratuito che non era. Sai cosa c'è? Stanno giocando in un lato del campo, fuori. Questo è fuori. In un lato del campo vediamo l'arbitro un po' indeciso dalla destra e sinistra qualche volta.
E Imbattuta Matteo. Barbara, ancora una pipe un peccato. po' bassa. Entra con le mani Christian. Era un po' bassa la pipe o non si erano ben sincronizzati. Barbara non è riuscita a recuperare questo muro. Regala il quinto punto al Visano con Matteo in battuta. No. E regala un'altra free ball attraverso un servizio estremamente Voleva misurare l'altezza delle palasport costruito da Zanon. La palla non cade ancora dalla seconda linea, un appoggio. Bello scambio, una grande difesa. Christian, grande difesa sulla diagonale lunga. Barbara sceglie Tanzi il dal centro. centro, sceglie la bella mezza. A terra. La mette a terra, Tanzi 9-5 River Balaclà. Come si suol dire, non occorre sempre tirare È un forte. cavallo pazzo, Tanzi. Sì. È un cavallo pazzo. È un cavallo pazzo. Non occorre tirare forte, basta tirare bene. Battuta Barbara Fagioli su 9-5 per il Balaclà. Anche prima comunque. Scappa fuori il servizio. Anche nel set precedente Barbara ha sbagliato la medesima battuta, la medesima scelta. Ma Michele, sai meglio di me, anche tu hai giocato ad alti livelli in questa categoria e in questi momenti o forzi o rischi. Sì. Ragazzi, siamo alla finale. Sì, adesso sì. Poco a fare. Bisogna rischiare. E Barbara ha rischiato. Thomas, ottima ricezione di palleggio. Tanzi, vediamo che sceglie. Sceglie una comodissima diagonale interna. 10-6 che porta Alessandro Tanzi stesso in battuta. Vediamo che combina il Tanzi adesso. Vediamo dopo la serie di 5 punti nella scorsa set, vediamo come si ripropone. Nel frattempo salutiamo, Michele, i 38 telespettatori in diretta. Ben 38 telespettatori che ringraziamo 1-1. 1-1. Tanzi, buona, ottima ricezione, apre per Christian, vediamo Christian che fa. Christian fa un colpo incredibile. Diagonale interna, 5 metri e via andare. Altra chicca, la nostra numero 1 di Visano, Michela, Michela, è conterranea. È di queste zone. Sprizzato è un cognome. Sì, che palla nel frattempo di Tanzi. Dice questa origine veneta. Non solo, la nostra Michela Squizzato, conterranea, che si è trasferita, credo, per questioni personali nel Bresciano, e oltre ad essere appunto un ex frequentante di queste zone palazzetti e quant'altro, ha militato anche lei in categorie estremamente elevate. Se non erro, fino in A2, se non in A1, però. La nostra Michelina. Il Bartoli aveva bisogno di questo punto, il Bartoli. Vediamo se riprende un po'. Accorciano un po' le distanze. Il Visano deve stare dietro, deve stare un po' col fiato sul collo se vuole non uscire prematuramente da questa finale. Christian continua a scegliere la flotta. Sceglie la salto spin. Va in salto spin, Christian. E pianta una granata che crea una free ball. Una free ball. Vediamo come gestisce Visano. Balaclà. Apre largo fondo, tutta Matteo. Schiena ed è punto Visano, gran palla, gran giocatella. Matteo Fava sta sfoderando una prestazione importante, Matteo, molto solida, non appariscente ma molto solido. Assolutamente sì, concreto. Time out che ci consente, caro Dave, di ricordare anche B-Next che ha sostenuto questo evento, che porta con sé un ricco bagaglio di esperienza e competenza nella gestione di stazioni di servizio carburanti e autolavaggi. Chi non si costruisce al giorno d'oggi un autolavaggio a casa, nel suo giardino? Ma parlavamo prima di costruzione di palazzetti, abbiamo la possibilità di fianco, fai l'autolavaggio e così ti toglie anche la scocciatura di doverla lavare spesso. La loro realtà è stata fondata con l'obiettivo di fornire servizi e prodotti di alta qualità, ponendo sempre al centro le esigenze dei loro clienti. Oh yeah! Grazie ancora a B-Next. Devo dire, Michele, che hai un tono estremamente da spot pubblicitario. Ne ho fatti in passato. Infatti, sarà ecco, per vedi che si scoprono gli altarini poi. Sarà per quello.
Attenzione perché Christian, se ha la mano calda, risceglie la salto spin. Vediamo come si alza il pallone. Sì, decisamente salto spin. Buona palla, io l'ho vista fuori e infatti la chiamano fuori anche i giudici di linea. Potremmo chiamare il challenge, ma noi non siamo quelli che chiamano il challenge. Un domani, Michele, avremo anche il video check. In battuta per il Balaclà, la Elisa Biaroli. Uno degli obiettivi 2014. Il nostro Matteo Fava sceglie la parallela, cerca le mani di Thomas e le trova. Ghisano non ci sta a mollare, e piano piano, gratta punticino dopo punticino si avvicina. A -2. Giulio Andreani in battuta per il Ghisano. Alla piazzata dietro. Passo di Frino in sospensione, hai visto come sta? Guarda le mani e chiude. C'è un'intesa, chiaramente è chiaro che c'è un'intesa con Barbara Fagioli, perché la propongono spesso questa azione e non sono mai riusciti a fermarla, ma prima o poi per la legge del grande buon Gabriele Frino, che si è trasferito da poco in Veneto e quindi il Veneto che l'ha annunciato lui stesso sui social, non stiamo raccontando nulla di segreto, bazzicherà per queste zone. Bartoli, vediamo come giudicano e danno palla in giudici di linea. I giudici di linea hanno sempre ragione, io l'avrei data fuori. Ragazzi, ma tornando al nostro amico Frino, è già stato integrato, è già stato fatto come dire l'esame di ammissione il regolamento WISP è un gran bevitore. Okay. Un gran bevitore, è un ottimo, è un grande apprezzatore di birra. È così bello quando si integrano facilmente nel tessuto veneto. Omar Bartoli del servizio salto spin. Bella questa battuta. E ancora palla dietro. È un'intesa tra quei due, Michele, incredibile. E la Bin se lo vede andare e gli dà la palla e Frino mette giù. La Barbara sa quello che deve fare. Doppio cambio Balaclà. Per alzare il muro, portarsi un po' avanti, 14-11 è il momento giusto. Io nel frattempo, che ho anche mia figlia qui al palazzetto, non la vedo più. Mi devo preoccupare. No. Non vedi più tua figlia? È in buone mani, Qualche pallavolista di sicuro. Prima linea con Alessandro, quindi sceglie il pallonetto Bartoli, ma non ci cade. Rubi. Alessandro Murone su Tanzi. La parte di era un attacco un po' forzato, molto vicino a rete, forse un'altra soluzione. Stavo raccontando un aneddoto mentre ti sei assentato prima, che lo speaker di sala è un'altra eccellenza che annoveriamo e di cui ci forgiamo l'onore di avere, che è il buon Simone Gazzoli. Che è lo speaker di? Nel frattempo Christian accorcia le distanze con uno punto. Il buon Simone Gazzoli è lo speaker ufficiale da Trentino Volley, quindi stiamo parlando di un professionista che ci ha onorato la sua presenza e sta conducendo le danze con un ritmo meraviglioso, credimi, dal campo c'è un feel incredibile. Durante il finale terzo e ti quarto, coccola, molto bravo. ti coccola. Tanzi ancora hai pareggio Ghisano. E questo è il momento in cui Tanzi rischia di andare fuori giri, quindi le scelte della Vince, allenatrice in campo, potrebbero potrei dire che il buon Tanzi ha bisogno di una palla leggermente più alta rispetto a Frino. Che bella battuta, gran battuta di Matteo Fava, a filo nastro, lunga in zona 5 sull'angolino. E rimette la faccia avanti il Ghisano. Vediamo come reagirà il Balaclà. Tu fai finta di sbagliare, ma noi nel nostro mondo, loro lo sanno, li chiamiamo baccalà. Direi che o quello o Bataclan, ma direi che no, per carità, meglio il baccalà, molto più buono. Ma allora, a parte il baccalà, ricordiamo che il nostro sponsor è anche Sunwalls. Sunwalls spiazza la bolletta, cioè Sunwalls offre impianti fotovoltaici chiavi in mano da Cittadella a tutto il Veneto.
una realtà dinamica che unisce innovazione e una solida esperienza pluriennale nel settore fotovoltaico. Questa sinergia permette di offrire soluzioni all'avanguardia, l'affidabilità di chi conosce a fondo il mercato e una specializzazione che distingue la Sunwalls. In realtà mi permetto di aggiungere in realtà che ha risposto in maniera estremamente favorevole a supportare questo evento, per cui un grazie di cuore anche a loro. Grazie mille Sunwalls, se avete bisogno di pannelli fotovoltaici andate da loro. Ritorniamo sulla partita con la battuta di Matteo, palla di Barbara alzata in banda. Sceglie un attacco morbido. E Cristian sta facendo la differenza in questo momento. È calato Bartoli e sale Vigalio. Che meraviglia. Mentre il buon Cristian ha 42 o 43 anni, Michele, non è proprio di primo pelo, ma ragazzi, arrivare alla sua età con un fisico del genere, con una tecnica del genere, tanto di cappello. Io sono 1 o 2 anni più giovane, ma non so se reggo. Sono convinto di sì, Dave, non buttarti giù, nessuno è perfetto. Scricchiola nel frattempo la ricezione. Ancora Alessandro, che forza questa volta, anzi nel frattempo. Questa volta passa con un'extra rotazione che inganna Vigalio. Sì, è slogato. In questo momento temo che il sole stia un po' dando fastidio. E te lo testimonio in prima persona perché quando si gioca dal lato del campo dove sta giocando Pisano in questo momento c'è un muro di luce che effettivamente non aiuta. Si gioca quasi 7 contro 6. Speriamo che il progettista di questa struttura non sia Alma. Poi non è assolutamente Alma. Perfetto. Alessandro ancora. Tanzi un colpo di sagaccia. Questa è astuzia. Cos'è il genio? Astuzia, velocità di esecuzione. Estro. Torna in battuta il Balaclà con Barbara Fagioli. Siamo sul 16 pari. Ci prova a replicare. Questo giro si prende il muro. La Clari mette il naso avanti, Michele. Che partita! Bella battuta Barbara Fagioli. Devo dire che io e te è la prima vera partita emozionante e entusiasmante che rispetto agli altri combattuta, sì. Cerca le mani alte. Che astuzia sta ragazza. Che astuzia. 17 pari, Cristian Vigalio è anima veramente di questa squadra, non sbaglia un colpo, ne sbaglia pochissimi. In battuta Roberta Galluppini, ricezione buona, la Barbara in banda per Andrea e a palla a terra. Passa Andrea, passa. Andrea Sarubi mette palla a terra, si porta ancora avanti dalla classe e riporta in battuta il buon Alessandro Tanzi. Vediamo cosa opta. Forza di sicuro Tanzi, è uno che non ha paura di nulla. Tanzi è uno a cui il braccino non ha la più pallida idea di cosa sia. Infatti, mamma che bella battuta. Buona ricezione di Cristian, attacco di Bartoli, salvato. In 2, guarda quanto ci crede Pisano. Sono andati in 2, a momenti sono free ball per Balaclà, attacco e palla a terra di Tommaso. Qui abbiamo attacco a 2 aperto. La Vince che sa benissimo, vede con la coda dell'occhio Vigalio che è decentrato verso zona 4, spinge una fast per Thomas che pianta il chiodo. Anche perché Vigalio è l'unico uomo in prima linea in questo momento. Esatto. È giusto che venga messo in difficoltà. La Barbara non è mica nata ieri. Ma parliamo di Villa Caffè. Villa Caffè a Borgoricco è il nuovo punto smart dal distributore Vega, pensato perché è sempre di corsa. Colazioni con brioche fresche, non surgelate di quelle che vi trovate in tanti bar. I vari gusti e pranzi veloci preparati con ingredienti di stagione, aperitivi, cocktail e consiglietti anche a tema per una pausa veloce ma sfiziosa. Tramezzini, supernotazione, servizio tabacchi e sigarette elettroniche. Tutto quello che ti serve in un attimo. Villa Caffè a Borgoricco. Grazie speciale anche a Villa Caffè, che peraltro è il punto alimentare all'interno di Minex. Villa Caffè ci piace. Ancora Alessandro Tanzi in battuta, ancora forza e forza bene, buona la battuta. Gran risposta alla ricezione. Cristian vediamo che fa, cerca le dita, se le va
a prendere. Quando non puoi passare il muro, tirati forte sulle punte delle mani e vedrai che fai tutto lo stesso. Bravo Christian, magari lo sapeva. 18-19 per il Balaclà, con Michela Squizzato in battuta per il Vigano. Buona la ricezione, Barbara Fagioli ancora in banda per il Sarubbi, no, 16, scusate, Thomas Cody. Ho fatto confusione tra i cognomi. Doppio cambio. Esce la Sara Cavallaro per Frino e Sarubbi esce per far rientrare Alessia Testa. Quindi si riportano due momenti in prima linea per il Balaclà, come due momenti anche il Visano, 20-18 per il Balaclà. Scappa via questa partita. Questo si chiama regalo, Michele, in questo momento si chiama regalo. Brutto errore di Alessia Testa. E adesso Only the Brave, Michele, Only the Brave. Only the Chi brave. c'è al servizio? Chi c'è al servizio? Sceglie una salto flot. Cristiano Battettina prova a cambiare. La ricezione del libero attacco e Thomas Godi. Un money out su Bartoli. Frutta un muro scomposto di Bartoli. Raffaele e ottiene il punto. E il cambio palla 21-19 per il Balaclà. Battuta in appoggio, buona la ricezione, Michela, e palla fuori di Bartoli che chiede un tocco, ma come dice Andrea Lucchetta, non c'è tocco, non c'è inganno, punto per il Balaclà che si porta sul 22-19, confermato. Ancora il Balaclà, squizzato per Matteo, buona la difesa di Alessia Testa, la Barbara in opposto a Thomas e ancora il Godi sta godendo come un Thomas, 23-19 per il Balaclà, finale di concitato di set, 23-19 a 2 punti dal 2-1. Ancora Balaclà in battuta, l'ha schizzato per Matteo, palla in campo, palla clamorosamente nel 7, ottima questa palla di Matteo del Visano, esattamente nel 7, che porta a 20 il punteggio del Visano. Che finale, Michele, che finale. Vediamo come un Balaclà speciale e un Visano che forse non se l'aspettava. No, la Giulia in battuta. Palla che rimane dentro, la Barbara in 4, Thomas ancora, questa volta la spara fuori, ma c'è un'invasione di Raffaele Bartoli. Set point per il Balaclà. Rientra in campo Tanzi con i due metti a muro, mentre il Visano ne ha uno solo in questo momento. In questo momento direi che le percentuali, se ci fosse un bookmaker, darebbe veramente una quotazione molto, molto alta per il Visano nel tentativo di recupero e molto bassa per il Balaclà. Sì, decisamente. Thomas, salto flot, Christian, ottima ricezione, vediamo Matteo, Fava che fa. Matteo palla a terra. Matteo Fava ha una grande diagonale stretta, meravigliosa. D'altro canto anche Alessio deve fare una scelta, o vai sul lungolino la diagonale da solo, non è molto. Matteo Fava, altro giocatore, ex giocatore di Mica che è. Scusa, abbiamo Raffaele Bartoli, vediamo il Bartoli che fa. Come Oswald al set. Spinge giustamente. Tira una granata. Viene tenuta. Anzi, del set. E la mette a terra! Palla a terra! 2-1 il Balaclà che si porta avanti su questa finale di un set. Che reazione. E se guardiamo i parziali vediamo una accelerata di Visano al primo set, recupero al photo finish Balaclà nel secondo e poi uno stacco di Balaclà al terzo. A me piace guardare anche queste No, le non so se statistiche abbiano senso. no, ha senso. È una dinamica del match, infatti è cambiato. È anche indice, secondo me, della tensione mentale, dell'andamento dell'energia.
di come reagisce la squadra alla fatica, alla tensione. Perché Michele, io mi assento un attimino per alcune questioni organizzative, poi certo, torno a sappiamo darti che supporto. la prostata non è il tuo forte. No, non per quello, vado a controllare che sia tutto a posto con mia figlia. Va benissimo, intanto io parlo della pasta Cecchin. Bravissimo. Pasta fresca Cecchin di Tezzi sul Brenta ha un laboratorio alimentare che unisce la qualità della tradizione alle garanzie della tecnologia moderna, lavorando materie prime selezionate nel rispetto delle normative. Offriamo un'ampia gamma di prodotti, bigole, tagliatelle, taglioni e ravioli assortiti agli asparagi, spinaci, zucca e altri, oltre a crespelle pronte al consumo da scaldare semplicemente in forno o nel microonde, e specialità come cappelletti e fagottini, una proposta pensata per portare in tavola il gusto autentico e la praticità. Pasta fresca Cecchin a Tezze sul Brenta. Ragazzi, la pasta è un'arte. Benissimo, continuiamo ancora, visto che abbiamo 2 minuti prima che rientro delle squadre in campo, a parlare del birrone, che è un birrificio artigianale, grazie per la campana, artigianale agricolo nato nel 2008 a Isola Vicentina dalla passione del mastro birraio Simone Dal Cortivo. L'idea è sempre stata chiara: fare birre felici, genuine, che facciano stare bene chi le beve. Le sue birre sono fresche, equilibrate, facili da bere, pensate per stare insieme e condividere momenti. E nel tempo Birrone è diventato un luogo da vivere, diversi locali dove assaggiare le birre direttamente, tra cui anche quello di Cittadella. Per non parlare poi della Dolciaria Stocco, 70 anni di dolci e tradizioni, di momenti da condividere, qualità italiana e genuinità semplici, rispetto per le radici e per i consumatori. Questi sono i valori su cui si fonda l'azienda Dolciaria Stocco, gli ingredienti che danno sempre ai nostri territori, al nostro cioccolato, l'immutato sapore delle tradizioni. Da generazioni producono uova di cioccolato, torroni, nocciolati per rendere le feste sempre più speciali, gusti e tradizioni perfetti per i momenti di famiglia e condivisione. Nella Dolciaria Stocco ricordo alcuni, se non ricordo male, biscotti che ho visto in giro nei supermercati. Per non parlare di Greg Homemade Swiss, laboratorio artigianale di Tezzi sul Brenta in provincia di Vicenza, che ha fatto della ricerca dell'eccellenza la propria firma distintiva. Ha una missione precisa: elevare il concetto di dolcezza attraverso una ricerca instancabile della qualità. Per Greg Swiss il focus è il biscotto, che non è un semplice prodotto, ma un momento di puro piacere da condividere, nato da una lavorazione rigorosamente fatta a mano. L'uso di burro di altissima qualità, farine selezionate, la totale assenza di compromessi industriali che permettono di ottenere una consistenza e un aroma che richiamano la vera tradizione pasticcera. Ma se poi abbiamo sete e non sappiamo cosa bere, perché magari i bar sono chiusi, pensiamo a Think Water. Think Water è un'azienda italiana specializzata nella progettazione di sistemi per il trattamento dell'acqua. Innovazione, qualità e sostenibilità sono i valori che guidano ogni progetto, con l'obiettivo di garantire acqua sempre perfetta in ogni contesto, dal professionale al domestico. Orgogliosi di essere water partner in questo evento, di sostenere lo sport come momento di energia, condivisione e benessere. Think Water, la tua acqua. Poi se ci rimane anche uno posticino dopo tutti questi dolci, perché non una bella costata, una bella fiorentina, una bella bisteccona che possiamo trovare al laboratorio della carne di Villa del Conte ad Abbazia Pisani. Marco e il suo team sapranno accogliervi e consigliarvi sul mondo della macelleria, con qualità, genuinità, accuratezza, frutto della crescita del bestiame stesso nel pieno del proprio benessere. Infatti il signor Marco e il suo team vanno a coccolare le mucche, gli fanno ascoltare la musica e prima di mungerle chiedono sempre il permesso. Bar Stadio è un altro dei nostri amici che ci ha sostenuto fino ad oggi in questo evento, è proprio il bar che si trova qua a ridosso del palasport dello stadio, che ha fornito le gozzoviglie a tutti gli atleti, agli amici, agli sponsor e agli spettatori che sono giunti fino a qua per vedere queste 2 giorni di lunghissima finale. Gli arbitri si sono rimessi finalmente al lavoro,
Ritornano in campo le squadre, alla nostra sinistra abbiamo il River Balaclave Piacenza e a destra il Visano Brescia. Ultimi incitamenti prima di poter entrare in campo. Ultimi incitamenti. È partito questo quarto set. E Matteo mette subito la firma sul primo punto per il Visano, una bellissima diagonale stretta. In campo in battuta per il Visano Cristian. Battuta flot abbastanza semplice, non forza più di tanto. E la palla incredibilmente cade tra Fino e la Barbara Fagioli, due persone che in realtà non avrebbero mai fatto cadere una palla in vita loro. 2-0 per il Visano. Ancora palletta, in appoggio, ottimo attacco di Thomas, appoggio e palla corta. Cristian questa volta la combina grossa e invece di appoggiare sul campo opposto la palla casca un metro prima della rete. Cristian si flagella, chiede scusa, adesso metterà il cilicio anche. Dietro abbiamo il buon Bartoli che invece la palla riescono a tenere la palla in campo. No, arbitro, solo per l'impegno non avrei fischiato questa doppia, anche se in realtà effettivamente l'abbiamo vista tutti, punto per il Visano. In battuta Giulia Andreani ancora. Ottima la ricezione, sempre lo stesso schema di Strino da dietro, questa volta non mette palla a terra, Matteo risponde, ancora la Barbara dal lato 4, per Thomas, ancora Cristian, difesa ancora, Barbara invece in opposto per Frino, palla a terra, punto di Frino per il Balaclava. Battuta del Balaclava. Thomas, palla che cade a terra, un presunto ace dovuto all'immobilismo della ricezione del Visano che effettivamente ha la potenza della battuta. Ancora Thomas in battuta. Si sta allacciando la scarpa, Michele Schizzato, la palleggia penso del Visano. Anche il secondo arbitro da benestare, si parte, Thomas in battuta, palla in appoggio, ricezione di Cristian, alzata per Matteo, palla a terra, ottimo numero del Tanzi su. Ricezione di Cristian, la Michela per Matteo, palla difesa, Barbara prova ad aspettare sotto la palla, ma non si insacca come si aspettava lei e il punto finisce al Visano. Ancora Raffaele Bartoli in battuta. Spingerà la battuta sicuramente con la palla che però finisce out. Punto Balaclava. Frino in battuta per il Balaclava.
Ricezione un po' bruttina di Christian, vediamo come se la cava Raffaele, buona, la salva, vediamo la Barbara per Alessandro e la palla non viene saldata da Christian, quindi il punto viene assegnato al Balakla, 6-4, tenta un primo allungo il Balakla. Salutiamo i nostri telespettatori ora nel numero di 35. Se volete scrivere in chat, dare i vostri commenti, i vostri pareri, i vostri insulti anche al telecronista, perché no? Punto per il Balakla che si porta sul 7-4. Scrivete pure, che a noi qualche feedback, qualche riscontro fa sempre comodo. Time out chiesto dal Visano e noi lo usiamo per ricordare Italian Craft Beer di Evoque. Questa Evoque Brewing è un edificio orgogliosamente indipendente. Evoque nasce nel 2017 a Tre Baselighe dalla passione di Mauro, Hernan e Andrea. Nel nostro impianto di produzione prendono vita tutte le creazioni Evoque, le ricette, frutto della continua sperimentazione e della voglia di creare prodotti unici. Evoque Italian Craft Beer. Vi prego, andate ad assaggiarla. Ritornano in campo le squadre dopo veramente time out che non è durato neanche 15 secondi, neanche il tempo di una pipì, per andare a parlare di questa partita con il buon Frino in battuta in questo momento, il punteggio di 7-4 per il Balakla. Ancora battuta molto ricercata, sempre sul libero, la Michela alzata un po' così. Palla dietro per Alessandro, Tanzi e palla a terra. Questo attacco di Tanzi trova un po' in piedi Raffaele Bartoli. 8-4. Break del Balakla. Battuta ancora a Frino, sempre su, questa volta è Christian che sbaglia una ricezione apparentemente semplice. Vediamo come la free ball viene gestita dal Balakla che la mette a terra ancora con Tanzi, sfruttando le unghie del muro di Matteo, che ora non avrà più unghie per grattarsi la testa. 9-4 per il Balakla, 5 punti di distacco. Ancora Frino in battuta, ancora su Christian, questa volta la battuta viene tenuta, free ball per il Balakla, ancora Alessandro, palla infilata e trattenuta, l'arbitro fischia, però vabbè, diciamo che l'arbitro ha fischiato e quindi il punto è quello, anche se noi dal basso della nostra ignoranza forse non sarebbe stato da fischiare, ma non è questo il punto che fa saltare il tavolo. Ancora Frino in battuta. Christian dalla seconda linea appoggia la palla, vediamo la Barbara come se la cava, una pipe dalla seconda per un ottimo attacco di Thomas. 11-4. Vedo che state scrivendo commenti sulla nostra pagina, vi ringraziamo. Leggo Michele, sei bellissimo, grazie per il commento, non so come abbiate potuto farmi vedermi, non mi hanno mai inquadrato, ma è la fiducia che conta. Ancora Raffaele dalla seconda con un bellissimo attacco. Vediamo Alessandro come se la cava a sua volta, pallavolo spettacolo, squadre molto aperte in questo momento. Vediamo sempre Alessandro, servito dalla Paola, dalla Barbara e mette Alessandro la palla a terra colpendo sulla spalla, libero del Visano. 12-4 signori e signori. Pallavoliste e pallavolisti siamo 12-4. Questo set comincia a prendere una strada un po' complicata. Se Christian non riesce a trovare il bandolo la vedo difficile. Ancora Frino in battuta. Ancora su Christian.
Passata di Bagher per Raffaele, che questa volta con uno schiaffo potente alla palla, un ignorantissimo schiaffo alla palla, mette palla a terra sul lungolinea. Quinto punto per il Visano, Raffaele Bagher. In battuta Matteo Fava. Troviamo il coach del Balaclava con le mani aperte. Sembra il Cristo di San Paolo del Brasile. E palla a terra di Tanzi. 13-5. Grazie per i commenti, siete bravissimi, leggo, siete bellissimi. In battuta Barbara Fagioli per il Balaclava. Vediamo la Barbara appoggia su Matteo. Attacco di Christian con una palla molto ben studiata, molto ben studiata. Bello vedere questo scambio in amicizia tra Alessandro e Christian, pur essendo rivali. La tecnica e lo sport vince sempre. 13-6 per il Balaclava, che riceve in questo momento Barbara Fagioli in apposta su Alessandro, che clamorosamente lascia due dita sul pallone e regala il settimo punto al Visano. Chiederei di verificare sul cuoio se si trovano ancora le unghie di Alessandro, mentre in battuta va Roberta Galuppini. Buona ricezione, Barbara sempre dalla seconda linea con Thomas Godi, che sta godendo per questa palletta corta sui 4 metri e mezzo. 14-7. E adesso Alessandro Tanzi in battuta. Vediamo come gestisce questa battuta Alessandro Tanzi, se decide di forzare come dovrebbe essere e come sembra che faccia. Infatti forza, ma la tira in rete. 8-14. In battuta Paola Cigolini per il Visano. Una battuta mette un po' in difficoltà la ricezione, vediamo come la risolve Matteo. Sì, la risolve perché Raffaele salta con qualche secondo di ritardo e non riesce a fermare l'attacco, portando il Balaclava a più 15, scusate, a più 7 sul 15-8. In battuta la Alessia Testa per il Balaclava, ricezione di Christian, alzata e palla a terra. Ottimo attacco di Christian Di Galio, palla a terra sulla diagonale. 9-15. Attacco, battuto in salto per Christian, vediamo come si comporta dalla 4. Palla fuori, palla fuori, l'arbitro dà il punto al Visano. 10-15. Ancora Christian Di Galio in battuta. Time out per le squadre, time out chiesto dal Balaclava. E andiamo a ricordare allora Best Print, questa grafica stampa che ha fatto queste meravigliose locandine, nonché i vari striscioni di San Giorgio in Bosco. Dà forma alle tue idee, grafiche personalizzate con segno rapide, produzione veloce senza rinunciare a qualità, che è professionale, materiali selezionati e resa a colore affidabile. Tutto in un unico partner, dalla grafica alla stampa, zero rimbalzi, supporto diretto e email dedicate per preventivi e aggiornamenti. Dovete stampare qualcosa? Best Print a San Giorgio in Bosco. Torniamo in campo sul 15-10 per il Balaclava verso il Visano, con in battuta Christian Di Galio per il Visano. Eccolo qua. Battuta a salto che trova una difesa. Buona, il Balaclava riesce a salvarsi. Vediamo come si... Raffaele e palla e punto! Mani fuori di Raffaele Bartoli. 11° punto per il Visano. Ancora in battuta Christian.
ricezione sulla battuta di Cristian, solito schema in attacco per il Balaclà, difeso questa volta, Matteo in appoggio, ancora Frino, ancora dietro, palla toccata dalla giocatrice Cigolini Paola che è il secondo palleggiatore, per cui il 16° punto per il Balaclà che porta la Elisa Viaroli in battuta. Vediamo se, a differenza dei precedenti set, eviterà di sbagliarla. Per fortuna la fa giusta. Attacco di Raffaele in rete, Raffaele Bartoli mi fila una palla in rete non forzata. Stranissima questa scelta di sbagliare un attacco, porta e regala il 17° punto al Balaclà che si avvicina al traguardo finale. Sempre Elisa in battuta, ricezione così, vediamo come Raffaele risolve il problema. L'arbitro dicono fuori, punto ancora per il Balaclà, 18° punto. Bartoli sembra aver calato un po' nella energia e nella lucidità. D'altro canto una 2 giorni di volley stanca, ancora Elisa in battuta. Alla ricevuta facilmente, attacco di Matteo dalla zona 4, il muro non trattiene, la palla scende a terra di 18-12 per il Balaclà, che porta Giulia Andreani in battuta. Buona, discreta la ricezione, solito schema tra Barbara e Frino che stavolta non funziona. Matteo con una palla un po' indietro, tecnicamente non semplice, mette palla a terra ed al 13° punto a Visano. 18-13 per il Balaclà. Vediamo se il Visano Brescia avrà la forza di trascinare la partita al quinto set. Tanto ancora con Giulia in battuta. Posizione facile, attacco dalla banda. Sì, questa qua è una palla accompagnata, ci sentiamo di condividere la decisione dell'arbitro. Cristian non riesce ad alzarla con un colpo, l'accompagna, è qui il motivo per cui l'arbitro fischia il fallo. La palla deve essere colpita e non accompagnata. In battuta, ecco Matteo che palla a terra di Matteo. 14-19, palla a terra di Matteo Fava. E si riporta ancora con Raffaele Bartoli in battuta. Probabilmente deciderà di forzare perché deve recuperare, forza un po', la palla tocca il nastro. Attacco di Alessandro da lontano, salvata la palla, vediamo appoggio, free ball per il Balaclà. Sempre il solito schema e palla a terra per il Balaclà, che quando applica questo schema con un attacco in secondo tempo da dietro, oramai consolidato tra Barbara Fagioli e Frino, con una percentuale di positività che si può definire intorno al 60-70%, ha fatto parecchio male al Visano che si trova indietro di 6 punti. Ora in battuta invece la numero 4 Alessia Sara Cavallaro, vediamo come batte, palla appoggiata, un po' di braccino, una ricezione un po' in fingarda, vediamo la palla viene tenuta, il pubblico rumoreggia, la palla finisce fuori, quindi viene dato punto al Balaclà. Ha rumoreggiato un po' il pubblico su questo tocco di seconda, un palleggio un po' disturbato, ma diciamo che Alessandro Tanzi è stato perdonato dalla terna arbitrale. Ancora Sara Cavallaro in battuta, ancora Cristian in ricezione, anche questa alzata era bruttina, viene fischiato l'invasione a rete,
22-14, 8 punti, time out richiesto da Christian. E noi con il time out andiamo a ringraziare appunto Alma Architetture in studio di San Giorgio in Bosco, che ha veramente speso un'energia incredibile per riuscire a far svolgere questa manifestazione come poi è successo. Studio Alma è uno studio associato di architetti, Magro e Lazzarini, e si occupa di tutto il processo architettonico, dalla progettazione all'interior design, a edifici artigianali, industriali, residenziali e hotel. Ma è un incubatore di idee, un laboratorio, collaborazioni, mente brillanti e spazi di creatività. Studio Alma, se devi fare qualcosa, è lo studio che fa per te. Parliamo dello Studio Alma. Lo Studio Alma è stato determinante per questo evento. Sono corso su, sistemato un po' di cose e quindi dai, finale allora, di set importante. Sì, qua Alla ha preso il volo. Ha preso il volo 22-14, va in battuta ancora Sara Cavallaro. Vediamo come va. Cristian, una ricezione un po' corta. Vediamo sono calati molto in ricezione. Ancora fermato Matteo. Hanno scaricato un po' le batterie, Ho notato un calo fisico di Raffaele Bartoli. Calo vistoso in ricezione di Cristian Vigalio, tra l'altro. Sì, anche Cristian è calato in ricezione. Pur non essendo battute, anche adesso non sono battute complicate. Vediamo Raffaele come la gestisce. Tira una granata. Tra i vari spettatori vorrei ringraziare anche la mia amorosa che ci guarda dal Kenya in questo momento. Oh, che bello! Saluti all'amorosa di Michele e compagnia. I would like to say hello to my girlfriend Filomena Valuga from Kenya. Alla fuori. This show is an international show. E questo è un momento catartico, Michele. Abbiamo ben 2 continenti collegati. Momento catartico, signori. Match ball. E va in battuta Barbara Fagioli. Una sicurezza. Matteo riceve. Cristian attacca. Senza paura, la palla va giù. Primo match ball azzerato. Ma ne hanno ben 8 da gestire i piacentini. Adesso abbiamo in battuta il Visano. Mamma che responsabilità. Mamma che responsabilità. Cristian in battuta. Non vorrei essere al loro posto. Palla appoggiata, come si dice, braccino. Vediamo se chiude. E viene chiuso! È il titolo. È il campione d'Italia della Top League 2025-2026. Se lo sono meritato tutto, bravi ragazzi. Bravi ragazzi. Dei festeggiamenti. Bravi ragazzi. Complimenti a questi ragazzi che hanno raggiunto questa finale, l'hanno conquistata dopo un primo set di studio. È uscito il loro potenziale che ha, non dico travolto, però in qualche modo c'era una chiara superiorità rispetto alla partita. Michele, io sono estremamente rammaricato, ma ti devo abbandonare perché, come sai, svolgo un ruolo di coordinamento. Ci sono un po' di persone da premiare. Colgo l'occasione anche quest'anno per ringraziarti. Come sempre, super professionale, super scanzonato, leggero, che è quello che ci vuole, e anche perché sei un elemento, insomma, che ha una certa esperienza e storia in questo mondo, per cui speriamo che sia stato gradevole per tutti. Un complimento ancora alle squadre, un grazie a tutte le squadre che hanno partecipato, tutte e 12 le squadre di questa edizione di Top League, che ha visto un livello mostruoso. Quindi un grazie a tutti gli sponsor che abbiamo assolutamente coinvolto. Volo a fare le presentazioni e le premiazioni perché mi stanno insultando dal parquet. Noi seguiamo le premiazioni. Tu assolutamente rimani qua e racconta cosa succede. Un abbraccio. Ciao a tutti. Grazie Dave per l'aiuto in questa avventura e per il commento tecnico e soprattutto per l'organizzazione. Andiamo a vedere adesso le premiazioni di queste squadre, quindi premieranno la terza classificata della Serie Gold, la seconda e la prima, che ha appena vinto il campionato, e presumo che venga premiata, non sono sicuro, anche la vincente del Silver di questa mattina, ma non vedo gli atleti. Mentre in questo momento si stanno organizzando quindi
come dire, il podio, le vallette. Speriamo che le vallette siano all'altezza. Vi teniamo un po' di compagnia parlando degli ultimi due sponsor che veramente meritano anche loro questa citazione, e non li trovo più, li avevo qua un secondo fa, com'è possibile che non li trovo più? Eccoli qui. Abbiamo, che vanno ringraziati anche loro come tutti gli altri, Zanchin, panificio gastronomia alimentari afferente alla catena CRAI. A Villa del Conte la famiglia Zanchin produce e propone dal 1961 pane fresco preparato con metodi artigianali, dai mastri fornai e prodotti da forni tipici del territorio. La fugassa veneta, la fugassa veneziana, i biscotti alla casalinga, le crostei con i migliori ingredienti naturali. L'attività imprenditoriale comprende anche un moderno supermercato CRAI con prodotti freschi di qualità e convenienza, il tutto accompagnato da forniture di pizzette e tramezzini, cicchetti salati di vario genere per rinfreschi e aperitivi e ogni esigenza, e funziona anche un ottimo servizio di catering. Se dovete sposarvi, fare cerimonie, compleanni, perché no? Andiamo dai fratelli Zanchin. Non so se sono fratelli, magari sono sorelle, non è scritto, magari è uno solo. Comunque Zanchin, panificio gastronomia a Villa del Conte. E invece l'ultimo partner prima delle premiazioni, vogliamo ricordare Paint Tours Dreams a Cervarese Santa Croce. Questa piccola e artigianale realtà realizza body per la ginnastica ritmica, il pattinaggio, l'acrobatica e ogni altra disciplina attraverso l'utilizzo dell'aerografo come uno strumento fondamentale per creare una vasta gamma di sfumature e ombreggiature che regalano al prodotto finale un tocco veramente artistico. Al pari dell'aspetto artistico viene messa una grande attenzione quasi maniacale alla parte sartoriale. Tutti i body realizzati sono fatti su misura in modo che si adattino perfettamente alle ginnaste, che ognuna ovviamente ha il proprio corpo. Lo scopo è quello di dare vita al sogno delle mie clienti, delle loro clienti, e cercare di realizzare ciò che più vogliono entro i limiti di spesa da loro stabiliti. Se avete bambini, bambine, o se avete giovani atleti che hanno bisogno di queste attrezzature, Paint Tours Dreams a Cervarese Santa Croce. Mentre abbiamo le autorità che di Cittadella che stanno ringraziando lo sponsor, i vari sponsor che si trovano in questo momento, sono collocate esattamente, eccoli qua. Noi li prendiamo da dietro mentre vediamo i vincitori che sono un po' rilassati dopo la vittoria facendo stretching. Il sindaco di Cittadella stanno preparando la pedana per le premiazioni. Vediamo che l'organizzazione si sta muovendo. Vediamo in fondo, stanno recuperando appunto i premi, il tavolino. Eccolo, sta uscendo il tavolino dal magazzino dove era stato riposto l'allestimento del... Eccolo qua. Dove vorranno mettere il tavolino lo scopriremo solo vivendo.
e adesso lo spostano. Giustamente noi ci eravamo messi a inquadrare un punto, ma li seguiamo passo passo. Osservate con quale forza, con quale eleganza, con quale grazia vengono gli organizzatori, si muovono nel trasbordo di queste. Quindi abbiamo stabilito che in questo luogo avverrà la premiazione, speriamo. Vediamo arrivare i trofei, abbiamo i milioni di giocatori da premiare, le squadre. Scusate questo silenzio, ma in questo momento è una pausa. Ricordiamo il main sponsor Gallinaro Coperture, Prefabbricati Zanon, Grosselle Scavi, Pushmore, Sapori Unici, Alma Studio. La premiazione sta andando un po' per le lunghe.